Ciao a tutti gli amici di GQ. Ciao a tutti gli amici di GQ, rieccomi in diretta a GQ Voice. Il lunedì parliamo di sport, il mercoledì parliamo di stile, il venerdì parliamo di gaming. E voilà, ecco qua, ci colleghiamo subito. Ospite che è Andy Varallo, presidente di Dolomiti Superski. Vediamo. Eccolo! Ciao Andy, come stai? Ciao, tutto bene? Come stai te? Ah, bene, bene, ti vedo bello tranquillo. Ormai, guarda, anche ho messo una maglia bianca perché è nevicato stamattina. Ma questa è la meraviglia. Tu dove sei, Andy? Io sono a Corvara, in Alta Badia. Meraviglia. Quindi neve a Corvara, che diciamo sarebbe una notizia meravigliosa, è sempre una notizia meravigliosa, però come va a finire questa storia? Allora, intanto, scusate, faccio un passo indietro per fare la persona ben educata. Andy Varallo, presidente di Dolomiti Superski. Dolomiti Superski è il più grande consorzio di comprensori del mondo, un'eccellenza italiana che tutto il mondo ci invidia, collegamenti in tutto l'arco, diciamo, est delle Alpi, un comprensorio gigantesco, sciabile e famoso in tutto il mondo. C'è il famosissimo Sella Ronda, c'è il Giro della Grande Guerra e ci sono un sacco di luoghi meravigliosi da esplorare d'inverno e anche d'estate. Quest'estate hanno fatto il botto, le Dolomiti, e siamo felicissimi per questo, perché appunto si sono riempiti di turisti e sono stati molto molto bravi albergatori, impiantisti e tutti quanti a, diciamo, curarli nel modo corretto. Adesso arriva l'inverno, speravamo di non trovarci nei guai e invece ci sono ben più di un problema. Andy, che riflessioni state facendo? Ma le riflessioni che stiamo facendo sono di dover affrontare una situazione con un'elevata incertezza sulla programmazione sia dell'innevamento programmato, così come dell'apertura stagionale. E Dolomiti Superski quello che può fare è gestire le leve che da sempre gestisce, quindi stiamo cercando di definire gli ultimi dettagli di quelle che possono essere le condizioni di accesso agli impianti di risalita, quali possono essere le tessere abilitate sia in forma stagionale che plurigiornaliera alla nostra clientela e soprattutto l'evoluzione di un online shop che deve permettere il non assembramento alle casse e la possibilità concessa a chi è mobile friendly di acquistare il tutto via online, anche gli scontati, quindi mi riferisco ai junior e ai senior, e poter quindi ritirare queste tipologie di tessere direttamente dalle nostre pick-up box posizionate nei centri paese o nei pressi degli uffici Skipas. Allora, la domanda delle domande, giustamente la fa Francesco, ma diciamo la condividiamo tutti. Le piste riapriranno? Noi inizieremo l'innevamento programmato probabilmente verso questo fine settimana. Tu sai che le previsioni meteo, soprattutto nei mesi di novembre e dicembre, possono variare da giorno a giorno e capovolgere la situazione di previsione. Però adesso come adesso noi sappiamo che tra venerdì e domenica vi sarà la possibilità di fare neve e come un esercito l'artiglieria è pronta e noi andremo a sparare tutto quello che è possibile fare perché noi crediamo in un inverno sano, in uno sport della neve svolta all'aria aperta, il distanziamento per chi scia è garantito, altrimenti si parla di collisione e quindi noi ci crediamo, ottimisti avanti. Ottimisti sempre, ma come diceva un grande primo ministro inglese, ottimisti ma con l'impermeabile. Quindi, allora, si è parlato tanto appunto dell'apertura delle piste negli scorsi giorni. Ho visto che anche l'ANEF, che è l'associazione che riunisce, diciamo, tutti i proprietari e i gestori di impianti di risalita, fune, eccetera, si interrogavano sul fatto se questo importante investimento, che come Andy Varallo sa perfettamente è molto costoso, cioè
cominciare ad innevare, investire sul primo strato delle piste, sul manto, sempre sperando ovviamente che nevichi, ma visto che ci sono le temperature, ha senso? Non ha senso? Sono felice di sapere, come ci hai raccontato, che state accettando la scommessa. Cosa ti aspetti, visto che questa è una scommessa bella costosa, da parte del governo? Ma vedi Giovanni, noi non abbiamo la sfera di cristallo e non sappiamo se il freddo di questi prossimi giorni a novembre, diciamo a cavallo tra novembre e dicembre, si ripresenterà poi nel mese di dicembre o sotto Natale o nei primi di gennaio quando si pensa di poter aprire. Quindi noi siamo quasi costretti a sfruttare quello che Madre Natura ci regala e speriamo chiaramente in abbondanti nevicate perché questo ci permetterebbe di ridurre un primo investimento a fronte di un salto nel vuoto, come tu stesso hai definito prima, però dall'altra noi sappiamo che il primo innevamento per noi è essenziale per garantire la qualità del manto nevoso, quindi è una spesa a cui noi non possiamo fare a meno per la qualità del manto nevoso delle piste che abitualmente vogliamo offrire alla nostra clientela. Quindi se vogliamo giocare dobbiamo giocarcela tutta e sono convinto che gli impiantisti, anche proprio a livello psicologico, hanno il compito di far vedere che tutto sta partendo, ci stiamo attrezzando per tornare alla normalità, per svolgere una vacanza nelle Dolomiti, sulla montagna e per poter nuovamente praticare uno sport all'aria aperta. Andy, tu che sei un top manager e anche un grande uomo di numeri, vorrei che tu spiegassi a chi ci ascolta cosa significa Dolomiti Superski in termini di numeri, in termini di quattrini e anche in termini di lavoro. Ma allora, Dolomiti Superski è un consorzio di 12 realtà suddivise nella provincia di Trento, Bolzano e in Veneto. Raccoglie circa 120 società consorziate private che gestiscono oltre 450 impianti di risalita per 1200 km di piste. Il Superski è nato perché tutto questo deve essere usufruibile con un'unica tessera, il Dolomiti Superski Pass. Questo è il motivo per cui il Superski nel 1974 è nato e ancora oggi appunto ha il suo perché e il suo modo di esistere. Il Dolomiti Superski cosa fa? È sicuramente la locomotiva trainante dell'economia della montagna, perché intorno al Sella Ronda, intorno alle piste nere, blu e rosse che noi offriamo, agli snowpark per i giovani, alle fan slope per i più piccoli ancora, Dolomiti Superski raccoglie un'offerta turistica invernale che riguarda non solo la neve, ma riguarda l'enogastronomia dei rifugi, dei ristoranti al fondovalle e di una ricettività sempre più all'avanguardia. Ecco che il nostro compito adesso è accompagnare per mano tutta la filiera turistica in questa nuova sfida, partendo con l'inlevamento programmato, sapendo che 1 euro speso nello ski pass genera circa 8 euro all'interno dell'intera filiera della montagna e dello sci. Ecco, questo per dirvi che, perché negli scorsi giorni, quando si sente di no, fan dello sci, appassionati dello sci, sembra sempre un capriccio. La montagna e tutto ciò che gira intorno al mondo dello sci vale miliardi di euro per il nostro paese. È un'industria importantissima che copre le regioni che rappresenta Andy Varallo, ma anche il Piemonte, la Valle d'Aosta, la Lombardia e il Veneto, insomma, voglio dire, è tutto l'arco alpino che rischia di trovarsi in una condizione terribile. È vero, alcune di queste sono delle regioni ricche, forse si potrebbero permettere una stagione, diciamo, deludente o scarna come quella che potrebbe verificarsi, ma questa non è una scusa. Che No, ne pensi, Andy? no, penso di no, anche perché fino adesso la montagna non ha gravato sulle casse dello Stato. Abbiamo finito la stagione a marzo, qualcuno ha dovuto, per forza di cose, essendo bloccati, mettere in cassa integrazione in deroga alcuni dei loro dipendenti, che a quel punto però è stata pagata sempre ancora dalla società stessa. E poi siamo ripartiti. A metà aprile abbiamo smantellato quello che non siamo riusciti a smantellare a marzo e i primi di giugno siamo ripartiti con il turismo estivo.
che si è concluso pochi giorni fa nell'ultima stazione, a ridosso appunto delle festività dei primi di novembre. E quindi noi per il momento abbiamo continuato a dare lavoro ai nostri collaboratori, li abbiamo sostenuti anche a livello di stipendio perché con loro abbiamo raggiunto grossi successi e tanto più adesso dobbiamo noi come imprenditori dimostrare il nostro sostegno a loro affinché possano arrivare a fine mese. Certo, una situazione del genere non è sostenibile a lungo, ma è importante quindi adesso combattere non solo per l'offerta turistica, ma anche per garantire un posto di lavoro a chi popola queste valli, perché senza il mondo dello sci probabilmente queste valli non sarebbero più popolate dalle persone che ancora oggi vivono e hanno voglia di crescere in queste valli. Senti, Andy, io ti conosco da tanti anni, quindi per questo che ti sto dando del tu, tu, tuo padre prima di te, siete sempre stati dei grandi innovatori, no? Avete osservato quelle che potevano essere le grandi innovazioni dell'Austria, della Svizzera e come dire, avete collaborato a crearne di nuove, dalla barratura delle piste ai cannoni, al modo di programmare i cannoni, fare neve, cercare di essere il più sostenibili possibili. Oggi la sfida si chiama sicurezza sulle piste, al di là della battuta che due sciatori che stanno a meno di 2 metri probabilmente sono insieme nella corsia dell'ospedale, ma perché si sono rotti qualcosa, che mi sembra abbastanza evidente, in realtà le code si potrebbero formare soprattutto nell'imbuto di fondovalle e qualche volta in qualche impianto, anche se Dolomiti Superski è velocità, gli impianti ormai veicolano migliaia e migliaia, decine di migliaia di persone a una velocità incredibile, per cui insomma, la circolazione è molto, ma molto, molto più rapida di una volta. Ma la sicurezza, come pensate di, diciamo, dare delle tutele agli appassionati dello sci e agli sportivi? Ma allora, innanzitutto bisogna distinguere, penso io, tra impianti di risalita con veicoli aperti e impianti di risalita con veicoli chiusi. Quindi partiamo da quelli più facili, che sono gli impianti aperti. Parlo degli ski lift, parlo delle seggiovie ad agganciamento fisso e di quelle ad agganciamento automatico. Per queste tipologie di impianti si parla comunque pur sempre di rimanere all'aria aperta, non è un veicolo chiuso, e di un tempo di risalita che mediamente va dai 5 agli 8 minuti, quindi una seduta laterale, perché per forza di cose in seggiovia stai vicino all'altro lateralmente, e quindi secondo il nostro punto di vista e per quello che noi possiamo capire a livello medico, il rischio di contagio è veramente limitato. Quando tu ti trovi in coda a questi impianti qui, che sono impianti sci ai piedi, il distanziamento è già dato dagli sci stessi, perché altrimenti gli vai sulle code a chi ti sta davanti e questo già non fa piacere perché guai toccare gli sci di chi è un appassionato del mondo dello sci ed eventualmente il problema potrebbe rilevarsi sul distanziamento laterale, però anche qui entriamo forse in dettagli che è difficile adesso dire se il distanziamento laterale o il fatto che siamo più ravvicinati lateralmente possa creare o meno un problema. È chiaro che quest'anno bisogna dotarsi di mascherine o di passamontagna dotati a loro volta di mascherine al loro interno, perché anche qui la moda si è evoluta, i produttori di questi strumenti che sono diventati dei veri e propri DP si sono attrezzati affinché la mascherina chirurgica o i filtri possano essere già installati all'interno di queste mascherine, di questi passamontagna, ed ecco quindi che secondo me gli impianti a veicoli aperti non destano alcun problema. Per quanto riguarda gli impianti con veicoli chiusi, parliamo in questo caso di funivie o cabinovie. Le funivie per natura hanno veicoli più grandi che contengono più gente che possono essere forse assimilati a quello che è un autobus, un treno e sicuramente le funivie sanno di dover sottostare ad alcune limitazioni, però anche qui gli stessi veicoli sono dotati di finestrini, possono essere arieggiati e noi sappiamo che il problema è rimanere per un determinato periodo di tempo in ambienti chiusi, totalmente chiusi. Qui parliamo di ambienti comunque con un ricircolo d'aria e che garantiscono un trasferimento che non supera i 15 minuti. Quindi se riprendo di nuovo il trasporto pubblico locale, ecco che fino a 15 minuti si parlava di capienza massima. Dopo i 15 minuti veniva richiesto di aprire le porte un minuto, richiuderle e potevi ripartire. Le Certo. funivie non arrivano a 15 minuti,
perché sono impianti velocissimi, vanno a una velocità elevata. Ecco che anche per loro io non riesco a vedere questo problema di contagio. Rimaniamo in cabina con la mascherina, ma il tempo è limitato e i finestrini sono aperti. Per quanto riguarda invece le cabinovie, sappiamo essere gli impianti attualmente più prestazionali in termini di velocità e di carico di persone, e comunque si parla di cabine piccole, in quanto ci possono stare da 8 fino a un massimo di 15 persone, e a quel punto la durata della corsa di risalita o di discesa che sia si limita ai 5-8 minuti. Sempre finestrini aperti, sempre con passamontagna e Mhm. mascherina come protezione, e possibilmente bisognerà evitare anche, ad esempio, di prendere il cellulare e di telefonare, forse, perché ogni volta che uno per motivi alza la voce, chiaramente può destare più Certo. pericolo per chi gli sta attorno. Ma Questo è senti, quello che ti Andy, posso dire io, sì. Giovanni. Non sono un medico, però penso che ci siano tante altre situazioni in cui la sosta del cliente in un ambiente veramente chiuso è molto più lunga e ha molto più contatto con tanta altra gente. Noi Ma cerchiamo di areggiare guarda, tutto. senza andare troppo lontano, io vorrei che qualcuno filmasse le code davanti ai supermercati il sabato mattina a Milano. Ci sono decine e decine di persone che sono in coda per andare a fare la spesa, e all'interno dei supermercati c'è un sacco di gente, gente che si urta, gente che di sicuro non sta a distanza di 2 metri, gente che si passa la frutta, le cose, quindi diciamo è chiaro che se vogliamo vivere abbiamo tutti dei margini di rischio, meno si prende il rischio, meglio è, però vorrei anche spezzare una lancia per gli appassionati dello sci. Lo dico perché io faccio subito outing. Io sono un grande appassionato dello sci, ci tengo a difendere la categoria. Le persone appassionate di uno sport tendenzialmente sono più prudenti, sono quelle più prudenti, sono quelle che sanno muoversi all'interno di una pista, sono quelle che sanno sciare senza andare addosso agli altri, sono quelle che sanno controllare la propria velocità, e sono quelle che sanno che se ci sono delle regole per godersi la propria passione, cioè indossare le mascherine, evitare di parlare all'interno delle funivie che tanto durano 10 minuti, non avete quella cosa così pazzesca da dire, usare i guanti, peraltro faccio notare che questo è uno sport tutti con i guanti, tutti con dei caschi, molto spesso tutti con delle maschere, quindi diciamo, stiamo parlando di persone che sono abituate ad abbigliarsi, cioè a mettersi addosso delle cose, non a togliersi delle cose. E io credo che diciamo, questo possa facilitare la maggiore prudenza e quindi ridurre l'impatto e ridurre anche la paura. Tanti ci hanno Gio- chiesto, allora, se fate neve vuol dire che a Mm? dicembre potreste riaprire. Quando più o meno? Perché poi c'è anche la Coppa del Mondo, perché poi tu sei presidente anche di Coppa del Mondo Alta Badia, e quindi ci tengo anche a parlare un attimo di una cosa, una piccola cosina. Ci sono le più importanti gare di Coppa del Mondo del nostro paese: Gardena, Alta Badia, Madonna di Campiglio e Bormio. E a febbraio ci sono i mondiali di sci, che saranno il più grande evento sportivo a livello globale che vede coinvolto il nostro paese, cioè l'Italia a Cortina 2021. Sono appuntamenti significativi, però partiamo dalla neve. Se fai neve a dicembre potresti aprire, più o meno quando? Ma vedi, questo è ancora difficile dirlo. Noi sappiamo che in alcune località vige adesso un'ordinanza provinciale che ci porta fino quasi a fine mese di novembre, un DPCM che fino al 3 non si sa che risvolti avrà, non sappiamo se il 3 Conte prenderà una decisione o se la prenderà appena il 4 o il 5, quindi è difficile dire se saremo pronti per Sant'Ambrogio. Io penso che a livello di infrastruttura i collaudi sono fatti, e se il freddo ce lo permetterà, noi saremo pronti anche ad aprire già a Sant'Ambrogio. Dipende chiaramente dall'andamento della curva e quindi da tante altre riflessioni che il governo dovrà fare, la volontà o meno di aprire a Sant'Ambrogio, però altrimenti, insomma, io spero vivamente che al più tardi per le Coppe del Mondo di sci del fine settimana del 18 fino al 20 di dicembre, insomma, che si possa parlare non solo di Coppa del Mondo di sci e quindi di agonismo puro, ma anche di sci amatoriale e di apertura
al turismo. Vorrei però anche, se posso, solo sottolineare alcuni Certo. aspetti che hai detto te. Lo sciatore è già di per sé bardato in tutte le maniere, quindi io non vedo veramente, se uno deve dire più sport sicuro di quello, perché i guanti, la mascherina, la maschera, già li porta e anche il casco. Si tratta poi di responsabilizzare lo sciatore a mantenere determinate regole sul comprensorio, ma come hai detto te, abbiamo degli sciatori molto diligenti, degli sciatori che pur di praticare lo sport che amano sono disposti a stare ad una regola e quindi io qui non vedo assolutamente nessun problema. Dall'altra parte poi Super Ski si è evoluto tecnologicamente perché il Covid qualcosa di buono lo porta, velocizza come incubatore determinati progetti che altrimenti sarebbero forse sì arrivati sul mercato ma con più ritardo. Cosa abbiamo fatto quindi? Abbiamo sviluppato questo online shop che verrà lanciato non appena sarà possibile aprire la prevendita, che permetterà veramente un grosso salto in avanti per quanto concerne la vendita online e noi invitiamo tutti gli appassionati a registrarsi al nostro sito, alla sezione My Dolomiti ed eventualmente anche solo ad effettuare gli acquisti online. Cercate di sfruttare questa nuova tecnologia, vedrete che in pochi passi e con un semplice sistema di riconoscimento potrete acquistare gran parte degli ski pass messi in offerta da Dolomiti Super Ski. Però siamo andati oltre, abbiamo creato una Skiers Map. La Skiers Map permette di verificare qual è l'attuale in tempo reale grado di riempimento della capienza di portato reale dell'impianto. Cosa significa? Un impianto di risalita può portare, non so, 2000 persone all'ora. In quel momento, quando tu sei in cima e devi decidere quale pista percorrere, tu vedrai su questa cartina Skiers Map geolocalizzata per la zona dove stai sciando che l'impianto che vorresti prendere in questo momento ha un grado di sfruttamento dell'80%, del 60%, del 75%, del 90% e questo dato viene continuamente aggiornato. Ecco che già anche qui prevenire è meglio che curare, la gente può decidere di spostarsi su un impianto o su un altro in base appunto anche a questo dato qui. Ma andiamo oltre. La pianificazione delle vacanze, la customer journey, inizia già col momento in cui si decide il periodo di vacanza. Ed ecco che Superski ha messo in campo, grazie alla tecnologia data center, presente ormai da 14 anni con questo sistema Access in Superski, di verificare quali sono i periodi di maggiore affluenza nei comprensori, distinto quindi per ogni comprensorio. Ecco che allora entriamo a guardare questo calendario. Se possiamo definire le nostre vacanze, cerchiamo di ripartirle su settimane con meno gettonate, però pur sempre di qualità, perché Giovanni, tu Certo. che vieni a sciare da noi, Vabbè. sai esattamente che La a neve è gennaio. buona sempre tutto l'anno, ragazzi, se c'è. Ecco, e quindi cerchiamo di distribuire anche meglio le nostre vacanze per evitare inutili esodi di vacanza nei periodi di maggiore affluenza. E tutto questo aiuterà noi e i nostri amanti sciatori a vivere una vacanza sulla neve più serena e tranquilla. Guarda, io voglio ricordare una cosa. Naturalmente, da appassionato all'apertura degli impianti di Cervinia, il primo giorno io sono andato a sciare. Siccome, diciamo, ci rifletto prima di fare le cose, mi sono comprato lo ski pass online. Io sono salito nell'ovetto per salire come si chiama, Cime Bianche in 8 minuti. 8 minuti. Ti dirò che è una delle volte in cui sono salito prima. Non mi era mai capitato. Certo che c'era un po' di gente in coda, tra l'altro una coda ordinatissima, tutta gente in silenzio, anzi era un po' lugubre come scenario, perché tutta questa gente in silenzio, con la mascherina, tutti in coda, diciamo che non è che sembrava proprio un momento di grandissima gioia, però molto seri. Hanno preso degli impianti, gran parte di questi, devo dire, i primi tratti sono chiusi, poi su sono aperti in quello di Cervinia, quindi diciamo Cervinia è un po' più sfortunata da un certo punto di vista, anche perché la stragrande maggioranza degli impianti delle Dolomiti, io ci tengo a dirlo perché sono un grande amante di quei luoghi, hanno al massimo un impianto a fondovalle che può essere chiuso, cioè ad avere degli ovetti, poi avere i finestrini aperti, quella cosa, ma un impianto di grande smistamento, uno, tutto il resto, la stragrande maggioranza sono impianti aperti. Si vive all'aria aperta, si sta all'aria aperta. Prima uno delle persone che ci sta seguendo, che tra l'altro sono tantissime e vi ringrazio, diceva sì, però poi c'è la questione mangiare e rifugi.
Posso dire che quest'estate non è che ci fosse una questione diversa, eh? Cioè non è che le montagne, in montagna non ci fosse nessuno, erano piene così e i gestori dei rifugi hanno gestito le persone. Alcuni hanno aspettato per mangiare, si sono fatti altri 2 o 3 giri, che peraltro d'inverno è più facile perché almeno te la giri, d'estate quando arrivi su alla baita c'è una fame della Madonna, se trovi tutto occupato, ciao. Cioè non è che ti tocca aspettare. Ah, ci sono stati i vetri di plexiglass, ci sono stati i distanziamenti, c'è stata la separazione dei tavoli, ci sono state tante opportunità. Sicuramente, come diceva Andy, quest'anno bisognerà stare attenti di più, cioè bisognerà pensare che magari non è che andiamo tutti a mangiare a mezzogiorno e mezza, all'una e mezza, magari ci sarà quello che mangia prima, quello che mangia dopo, quello che magari diciamo mangia in un modo differente, però io penso che la passione per lo sci ti porta a fare tantissime cose, grandi trasferte, grandi alzatacce, non saranno queste regole a diciamo fermare un'industria così importante, speriamo che riapra. Comunque, si potrà utilizzare anche il cellulare, ci chiede un nostro amico, per salire sugli impianti. C'è un Blim da cellulare, non da Stipas? Questo purtroppo ancora no, è in fase di studio, non dipende dalla nostra volontà, ma ci vuole anche il consenso di chi produce iOS o Android e ci vuole questo interfacciamento con le due grandi aziende che oggi servono gli impianti di risalita, una è Access di Superski e ad esempio Skidata per altri comprensori. Lo stiamo testando. Tuttavia, la tessera Skipass in questo momento è ritirabile da un pick-up box esterno H24 7 su 7, quindi a qualsiasi ora del giorno e della notte, senza dover per forza fare fila. Metti sotto questo lettore il codice di prenotazione fatto e la tessera ti viene erogata in pochi secondi e parti e vai a sciare. Poi anche, non occorre compilare e andare sull'online shop il giorno prima, puoi farlo 3 minuti prima di andare al pick-up Certo. box e appunto ritiri lo ski pass e parti con gli Questo è sci. Quindi importantissimo perché la stragrande maggioranza degli sciatori amatoriali sanno perfettamente che tendenzialmente quelli che fanno settimana bianca, che magari la sera prima c'è l'affitto degli sci, la prova degli scarponi per i bambini, andare a ritirare gli ski pass e quindi c'è sempre stato storicamente un po' di cosa, un po' di resta, un po' di tempo da investire per poter godersi la settimana. 7 giorni su 7, 24 ore, arrivate, mettete sotto un codice, vi sputa il vostro ski pass, non c'è casino. Insomma, tanto complimenti perché mi sembra che vi stiate attrezzando nel modo corretto. Vorrei parlare ancora qualche minuto con te di Coppa del Mondo di sci, anche perché anche quella è una vera grandissima risorsa del nostro paese, un fiore all'occhiello. Gardena, Badia, Madonna di Campiglio e Bormio. Cosa ne pensi? Che cosa succederà? allora, ti dico a cosa dobbiamo far fronte noi quest'anno. Le nostre gare italiane di dicembre devono consegnare 5 settimane prima della data dell'evento un info booklet, si chiama, alla Federazione Internazionale Sci. Questo info booklet deve contenere tutte quelle che sono le regolamentazioni, i protocolli di gestione del Covid e devono far fronte a determinate esigenze. Abbiamo più bolle create dalla Federazione Internazionale che raggruppano quindi stakeholders dello stesso tipo che devono essere protetti da stakeholders di un altro tipo presenti in un'altra bolla. Questo richiede quindi poi l'intervento anche del CTS locale, richiede l'intervento delle forze dell'ordine, richiede un grosso sforzo da parte del comitato perché, come puoi immaginare, richiede molto più spazio. E questo protocollo è stato consegnato da Gardena e Alta Badia, ormai è questione di giorni e arriverà anche Campiglio. Tra di noi continuiamo a confrontarci, abbiamo documenti condivisi e questo intanto ci dice ok, siete in calendario, per noi va bene, inviate questi info booklet ai media, alle squadre, alle federazioni sci, alla produzione delle gare, a tutti i volontari, ai corpi militari, ai giudici di gara, ai cronometristi, eccetera. E
diciamo quello che devono fare. Dopodiché ci saranno chiaramente questi PCR, test da dover fare, dover consegnare 72 ore prima dell'evento per poter accedere all'accreditamento. Ed ecco quindi che noi andremo a svolgere le gare di Coppa del Mondo quest'anno purtroppo a porte chiuse, ma mai come quest'anno vediamo noi l'importanza delle gare per le Certo, località, per far sentire che è vivo lo sci. certo, certo. E quindi sicuramente con budget ridotti, con grossi sacrifici, porteremo a compimento comunque l'emozionante gara di Coppa del Mondo nelle località che hai menzionato te, e soprattutto queste gare servono perché sono propedeutiche alla qualificazione degli atleti di ogni singola nazione ai mondiali di Cortina, i mondiali delle Dolomiti che vogliamo svolgere a febbraio per dare dimostrazione un'altra volta che l'Italia, quando si parla di sci, c'è, fa una gran bella figura e avrà giustamente il ruolo e il palcoscenico tutto per sé. Ma guarda, è fondamentale capire che dal 7 al 22 febbraio a Cortina si svolgeranno i mondiali di sci, che sono un'anteprima delle Olimpiadi che abbiamo fortunatamente vinto, nel senso che abbiamo avuto come assegnazione le Olimpiadi invernali del 2026 Milano Cortina Bormio. E la cosa fondamentale perché saranno uno spettacolo pazzesco e un modo di mostrare che cosa l'Italia è in grado di fare sul mondo neve e sul mondo dello sci. Mi scuso tantissimo perché mi sono dimenticato che sessista che sono. Le donne di San Vigilio di Marebbe, certo, c'è la Coppa del Mondo anche lì, perdono, perdono, perdono. E non solo, tra l'altro, non mi ricordo se quest'anno c'è anche la Twill o vanno, sì, mi sembra che c'è anche la Twill in Coppa, le donne vanno in Coppa anche alla Twill, quindi insomma, ci sono un sacco di gare che si fanno nel nostro paese. Lo so che lo sport, lo sci può sembrare uno sport di nicchia, non è così, probabilmente lo è dal punto di vista agonistico, perché comunque costa, perché comunque richiede un grande impegno e tantissimi sacrifici. Però dal punto di vista amatoriale lo sci è un fenomeno di massa nel nostro paese e pensare che sia un capriccio di alcuni è veramente sbagliato e anche un po' ipocrita. Andy, io ti ringrazio per questa mezz'ora che abbiamo passato insieme. Ti faccio un grande in bocca al lupo a te, a tutti gli impiantisti, a Dolomiti Superski. Ringrazio i tuoi ragazzi della comunicazione che ci hanno dato una mano a fare questa diretta, Diego, Clara e Barbara, insomma, tutto il tuo team che è sempre super attivo, siete tutti molto bravi. Lasciamoci con un messaggio di speranza, per favore. A te la parola. Il messaggio di speranza lo vedrete nel fine settimana quando sul sito e sui canali di Superski vedrete postare le prime immagini dei cannoni da neve che iniziano la loro attività 2021. E quello di cui abbiamo bisogno adesso è l'ottimismo nostro, ma il sostegno di tutti quanti voi. Abbiamo bisogno di un sostegno, di una volontà pubblicata sui social, tramite i media, di questa vostra presa di coscienza e di affermazione che lo sci non è uno sport pericoloso, ma è è uno sport che si svolge all'aria aperta. Quindi insieme combattiamo per aprire questa stagione invernale e poterci tutti quanti divertire insieme sulle piste delle Dolomiti. Grazie ancora Andy, a presto, buon lavoro e in bocca al lupo. Grazie a te. Allora, grazie davvero a Andy Varallo, grazie a Dolomiti Superski, grazie a tutti voi, siete stati tantissimi che avete ascoltato questa diretta. Insomma, ci sono buone speranze per l'apertura delle piste da sci già a dicembre, quindi gli appassionati comincino a dare una bella sciorinata e a sistemare scarponi, lamine e ad attrezzarsi per la sicurezza in pista. Grazie per essere stati con noi a GQ Voice, ci rivediamo mercoledì, parleremo di stile e venerdì parleremo di gaming. Ciao a tutti!